terminata con il risultato di 4-1 la sfida tra Panormus e Athena. Siamo qui con il capitano Davide Mattareno. Ti chiedevo subito la tua prestazione e poi un giudizio sulla partita. Credo che è stata un'ottima prestazione, ma non solo individuale, ma anche di squadra. Potevamo fare molto meglio, però l'importante è portare 3 punti a casa. Oggi una partita un po' dura, forse è l'inizio dell'Athena migliore rispetto alla Panormus, poi però qualcosa è cambiato, il gol di Rampulla ha decisamente trasformato la partita da difficile a più facile. Quanto è stato importante quel gol in quel minuto, nel minuto 40? Credo che quel gol è stato molto, ma molto fondamentale per la vittoria, perché ha cambiato l'animo dei ragazzi e ci ha fatto venire quella voglia che non avevamo in quei 40 minuti. Adesso parliamo un po' dei gol, perché dei 4 realizzati ben 2 sono arrivati da giocatori entrati dalla panchina. Ti chiedo quanto è importante avere uno spogliatoio così motivato, anche chi entra dopo, per riuscire a portare a casa questa vittoria. Credo che in questa squadra, come in tutte le altre, abbiamo una grande unione e il lavoro che si fa durante la settimana non vale solo per i ragazzi che giocano dall'inizio, ma anche per quelli della panchina, e credo che soprattutto grazie a loro si vincono le partite. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Gonzaga, una trasferta. Come la preparerete e poi se conosci i tuoi avversari? Cercheremo di preparare la partita al meglio, già conosciamo gli avversari, all'andata è stata una partita un po' così, però li conosciamo e sappiamo come dobbiamo affrontare la partita.